Il governo, è indubbio, tutti noi sappiamo che governare è difficile, governare la sanità è ancora più difficile. Non c'è nessuno che pensa che qualcuno possa essere dotato di una bacchetta magica, ma viva Dio, noi crediamo che non ci deve essere neanche un cerchio magico fatto da Rutelli, dalla Tedesca, da Serracchiani, un cerchio magico impenetrabile a chi? Impenetrabile da parte dei medici, i medici che dicono a questa riforma no, ma non a prescindere, no, ma ti spieghiamo cosa fare per migliorarla. Un cerchio magico che non può essere penetrato dagli infermieri che dicono non è per interessi miei, per interessi della salute delle persone alle quali naturalmente prestiamo assistenza. Un cerchio magico impenetrabile da parte dei cittadini, ma non soltanto tutti noi, tutti quelli che in continuazione si lamentano, tutte quelle persone che hanno toccato con mano la sanità. Certamente c'è chi dice, lo sappiamo, abbiamo vissuto a Gorizia, ma diciamocelo, abbiamo tre protagonisti delle cose che dirò ora. Ricordiamo tutti, 4 anni fa la Giunta Tondo aveva fatto delle proposte in tema sanitario che il territorio aveva assolutamente contrastato. Mi riferisco alla chiusura del punto nascita, tu ricordi. La differenza immensa tra la Giunta Tondo, perciò Tondo, Sandra Savino, Riccardo Riccardi e la Giunta Serracchiani immensa qual è stata? Che in quell'occasione quando Tondo aveva fatto questa proposta il territorio ha detto di no. Tondo ha ascoltato il territorio, ha condiviso e si è fermato, punto. La Serracchiani invece si fa vanto di asfaltare il territorio, si fa vanto di rullare il territorio. È una differenza immensa tra perciò condividere, cercare di capire le esigenze del territorio, invece quello di affermare la priorità dell'interesse personale, razziale, del PD. Sono due cose completamente diverse e mi fa davvero specie, è scandaloso che questa cultura venga affermata soprattutto in un ambito delicato come quello sanitario. Guarda di prendere il morbillo. Quando noi parliamo di rammentiamo, non so chi aveva citato, forse hai citato per la presenza della Serracchiani a Tedesca 2 o 3 stati fa, no, forse tu, quando parlavi dei sentimenti con cui la Serracchiani si avvicina alla nostra città, ma chi era presente, chi aveva avuto la sfortuna di essere presente in quella circostanza, no? Rammenterete che Tedesca e Serracchiani dicevano cosa? Noi abbiamo smantellato Gorizia, voi pensate che noi intendiamo dequalificare il servizio sanitario del comune, della provincia di Gorizia? No, figurarsi, assolutamente così non è. Voi vi sbagliate, ovviamente oggi siamo sbagliati e vi possiamo garantire che non accadrà. Io mi sono proprio preso, giusto così, per il piacere di prendere alcune cose, ma in sintesi anche perché non riuscivo probabilmente a individuare tutte. Abbiamo cominciato con ma solamente perché ho citato prima la chiusura del punto nascita, l'unico comune capoluogo in tutta Italia dove non si possa nascere. Noi non nasciamo a Gorizia grazie alla Serracchiani, perché ovviamente deve applicare dei criteri, ma ne parleremo dopo di quali criteri la Serracchiani ritiene che si devono applicare e di quali criteri invece non necessariamente si devono applicare, forse sì, forse no, dipende dalle circostanze. La pediatria, ma oggi con la chiusura dalle 18 in poi, voi sapete che mancando la presenza pediatrica, se anche di giorno alle 10, alle 11, alle 2 di pomeriggio a un bambino dovesse accadere la necessità di un intervento chirurgico, una banale, una frattura, un'ostrazione, una partenza, cioè qualsiasi intervento di questa natura va portato, visto che mancano il posti letto proprio per questi bambini, va portato immediatamente a Monfalcone. Il pronto soccorso, quello di cui abbiamo parlato un po' tutti, no, si sbaglia. Quando tu sei andato con tua figlia un mese fa al pronto soccorso e hai fatto 4, 5, 6 ore di fila, ti sei sbagliato, non hai mai capito. Cioè, mia madre che ho intravisto presente, quante volte sei rimasta al pronto soccorso? 8 ore, 9 ore? 24. Una volta 24 ore, ma è pazzesco, è una Tedesca che invece quando ho presentato questa interrogazione per contestare questo scandalo, è la Tedesca che invece Tofi dice ma no, ma figurati, anzi a Gorizia ti va bene, ma sì, e perché ci va bene? Perché a Gorizia abbiamo una media di codice rosso di 6 minuti, occhio codice rosso di quando arrivi lì, ai quali si aggiungono quanti? I 10 minuti per poter capire dal telefonista ma dove sei, che non ho capito bene, e i minuti poi che naturalmente l'ambulanza ci impiega per prendere il ferito e per portarlo, perciò saremo a 20 minuti che ci va bene, ai quali si aggiungono 6 minuti come media, perciò potranno essere 4 ma potranno essere anche 10, parliamo perciò di codice rosso di 25-30 minuti, ma sono fuori dal mondo, quando 5 minuti
fanno la differenza tra la vita e la morte, l'assessore regionale alla sanità mi dice dovete essere contenti perché la media del codice rosso è questa, ma vai a casa, fai il tuo mestiere, non c'è nessuno che ti ha costretto con la pistola ad andare a commettere questo scempio sulla sanità, non soltanto isoltina goliziana ma di tutta la regione. Pensiamo a quante SOC sono state declassate a SOS, da pneumologia, nefrologia, dermatologia, oculistica, otorinolaringologia, anatomia patologica, trasformate tutte queste in semplici ambulatori. Laboratorio di analisi trasferito come tecnico trasfusionista, ecco, sulla carta risulta trasferito il tecnico trasfusionista, è una banalità, no? Significa che per avere sacchi d'onore ci impiegheremo 1 ora e mezza in più, perciò parliamo oggi di 3 ore, 4 ore per avere sacche idonee, soltanto per aver trasferito il tecnico trasfusionista. La riduzione dei posti letto, che comunque c'è stata prima in rianimazione unità coronarica, il ridimensionamento della guardia pediatrica, il primaria scavalco, nemmeno parlarne, la mancata istituzione della stroke unit che sappiamo che riduce la mortalità e la disabilità dell'ictus, per dire, quando ne avevi fatto cenno, poi ne avevamo parlato al telefono, i mancati ricoveri dei pazienti, ecco, neurologici e urologici. Noi abbiamo una tradizione, una cultura, una storia, una letteratura a Gorizia per quanto riguarda queste 2 specialità, e i malati della bassa friulana, anziché essere portati a Gorizia, dove vengono portati? A Udine e a Trieste, che naturalmente sappiamo che sono vuoti gli ospedali, perciò hanno bisogno dei pazienti. Quando abbiamo queste vere e proprie eccellenze a Gorizia, ma sono scelte politiche nel senso della parola da parte di questa azienda sanitaria. La mancata qualificazione dell'ortopedia di Gorizia come centro regionale di cura dei tumori ossei, eccetera. Ecco, noi come Forza Italia, perciò come coalizione centrodestra, anche noi dobbiamo riconoscere che su tutto il programma che abbiamo predisposto e che perciò nei prossimi giorni presenteremo all'opinione pubblica, naturalmente quello della sanità è importante, su tutto il programma non c'è stata una sola virgola di mancata sintonia, mancata intesa, mancato accordo tra tutti l'implementazione del personale. E quando rammenterete Silvana è andata via, ma 4 mesi fa, insieme a Pilati, l'assessore Tedesca ha fatto una conferenza stampa a Gorizia e ci dice no, ormai abbiamo fatto questo concorso e perciò ormai abbiamo gli infermieri. Ma ha ragione lui, e quello che contestavamo noi, ma questi sono dei scemi che non capiamo niente. Però quando uno ci dice mancavano 500-600 infermieri, quando non assumi per un anno, quando sai che hai bisogno ogni anno di 300 perché c'è il turnover, quando sai che non assumi un anno, 2 anni, 3 anni, significa che se prima mancavano 500, dopo 3 anni ne mancano 500 più 900, e se tu vai a assumere 600 a casa mia ne mancano ancora. Cioè la cultura che il centrodestra sa, quando parliamo di solidarietà, è una cultura da perdere il centrodestra. Noi quante volte non abbiamo per noi, non c'è il cittadino di serie A o di serie B, non è che a Gorizia non deve stare male e a Monfalcone cioè a Gorizia deve stare bene e a Monfalcone deve stare male. L'altro lo sa. Quando la Tedesca ha detto per risultino anziché 2 un'unica automedica, giustamente parlava perché gradisca, stando gradisca poi il medico quando non è utilizzato si gira i pollici. Noi abbiamo fatto una battaglia non per dire l'automedica a Gorizia, la nostra battaglia era perché ci fosse rimanesse un'automedica a Gorizia e un'automedica a Monfalcone, perché per noi questa è solidarietà, ma deve essere per noi le condizioni di essere salute, parlo a Gorizia, a Monfalcone, a Gemona, a Cividale, a Palmanova, alla Pisana, cioè, no, a Canisetta no, sono fuori, io sono consigliere perciò fare solidarietà e anche essere comunità, senza dubbio anche questo. Noi rimaniamo assolutamente contrari al piano attuativo locale, perché è un piano assolutamente non in grado di soddisfare le esigenze del nostro territorio. Ribadiamo assolutamente la collaborazione transfrontaliera in tema sanitario, ovviamente nell'ambito del GEC, mi riferisco alla Casa del Parto e alla Carta dei servizi transfrontalieri. Chiediamo, c'è un problema al taglio del servizio di anatomia patologica, anche perché questo potrebbe comportare una diminuzione dell'attività chirurgica, cioè avviare delle battute. Noi chiediamo perciò che noi riteniamo indispensabile l'unità di terapia intensiva cardiologica H24, e chiediamo che le eccellenze vengano tutelate, mi riferisco ad esempio a urologia, senologia, ortopedia,
analgesica, chiediamo un adeguamento della diagnostica, valorizzando anche quella diagnostica che è davvero all'avanguardia non soltanto in ambito nazionale ma anche in ambito davvero internazionale. Un grazie ovviamente al personale, perché quando noi critichiamo la sanità, ricordiamoci che noi critichiamo le scelte amministrative e politiche della sanità, dobbiamo dire grazie al cielo che ci sono medici, ci sono infermieri che nonostante questo giunta regionale, nonostante questo tipo di amministrazione, riescono davvero a governare la sanità, cioè la salute di tutti noi. Noi chiediamo perciò tutto ciò che è afferente in qualche modo al primo e pronto soccorso, non possiamo assolutamente rinunciare, vale per quello pediatrico, vale per le ambulanze, vale per le automediche, perché non è possibile, e su questo faremo le trincee, la pesca della Tennessee, noi le trincee le faremo e come? Se pensa di toccare davvero quello che è in assoluto la cosa più importante, appunto il primo e pronto soccorso. Se noi dobbiamo prenotarci per un intervento a una spalla, possiamo farlo anche una settimana dopo, 15 giorni dopo, possiamo fare a Trieste, a Udine, a Verona, a Vicenza indifferentemente. Non possiamo portare ciò che invece non dipende da noi, cioè quando davvero l'urgenza assume un carattere determinante essenziale. Noi chiediamo, visto l'invecchiamento demografico che è sotto gli occhi di tutti, della Venezia Giulia, facciamo probabilmente anche di Gorizia, va da sé che noi chiediamo più posti in RSA, non è possibile, mancano posti in RSA davanti a una popolazione che sta invecchiando, mancano posti in hospice. Noi abbiamo poi, chi lo sa, l'hospice sono le posti letto che noi chiediamo per dare dignità alla morte, nel vero senso della parola. Sono malati terminali che vengono trattati in condizioni indegne. Noi chiediamo che perlomeno un guizzo di dignità da parte dell'amministrazione regionale per consentire posti appunto hospice. Chiediamo che i primari mancanti, non è possibile che ci si vivano nel mezzo 2 anni per sostituire un primario, perché se io sono medico e so che c'è la possibilità di venire a Gorizia, ma manca da 1 anno e mezzo, 2 anni un primario, ci impiego un attimo prima di venire a Gorizia, perché probabilmente vorrà dire che l'amministrazione regionale a Gorizia non intende investire. Perciò noi chiediamo che a questo punto l'amministrazione regionale come fa a cassa con i concorsi per gli infermieri, io temo che comincia anche a pensare di far cassa addirittura con gli stipendi dei primari. Chiediamo perciò di assicurare al centro trasfusionale di Gorizia il mantenimento della repubblica notturna, preestiva e festiva. Ma chiediamo anche che venga identificata una figura che governi la disabilità adulta, definendo le modalità di interazione con gli ambiti e con le strutture presenti sul territorio. Riteniamo indispensabile far entrare consultori in base al numero di abitanti e altre comunità del territorio, ma anche prevedere con urgenza unità di cure palliative in ogni distretto, potenziare il laboratorio di piedi diabetico che è l'unico punto di riferimento oggettivamente in tutta la regione. E chiudendo solamente alcuni piccoli dati, perché ho tratto da una persona che ringrazio del pubblico. Oggi in questo momento ho rappresentato quelle che sono le esigenze. Indubbiamente ho un'esigenza, ci sono dei costi. Quando parliamo di sanità parliamo del 70% del bilancio, cioè di quello che realmente poi possiamo disporre. Il costo della sanità in regione si attesta sull'ordine dei 2 miliardi e 700 milioni di euro circa, una cifra certamente immensa, una cifra che fa pensare perché, ripeto, sulla quale certamente chiunque sarà il governo dovrà necessariamente intervenire, ma non intervenire tagliando, intervenire rimodulando, intervenire riqualificando, e c'è. Noi parliamo di efficacia, efficienza, parliamo perciò di economicità, è vero, manca un'altra manca l'equità. Noi dobbiamo perciò pensare a una sanità efficace, efficiente, dobbiamo pensare perciò anche a una sanità equa. C'è sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno del 2015 un decreto, un regolamento che definisce dei parametri standard per quanto riguarda le specialità rapportate al bacino di utenza, perciò numero di cittadini. Ad esempio, per farci capire dove noi potremmo andare a pescare, quando parliamo perciò di non equità, chirurgia plastica si definisce in un bacino di utenza da 1 milione a 2 milioni di persone, perciò Friuli Venezia Giulia 1.250.000 persone ne ha uno appena, no? Bene, noi non ci facciamo mancare niente, 2 a Udine, 1 a Trieste, totale 3, ne basta 1, ne abbiamo 3. Chirurgia maxillofacciale, idem,
bacino minimo 1 milione, bacino massimo 2 milioni. Venezia Giulia 1.250.000, cioè ma forma per 1, 2 a Udine, 1 a Pordenone, totale 3. Neurochirurgia da 600.000 a 1.200.000, dovrebbe averne 1 a Udine, 1 a Trieste. Cardiochirurgia 1 a Udine, 1 a Trieste, quando naturalmente il rapporto è da 0,6 e 1 e 2. E poi c'è il problema irrisolto delle due cliniche universitarie, una clinica universitaria a Udine, una clinica universitaria a Gorizia, che ci sceglie o da una parte o dall'altra, perché abbiamo Trieste milioni. Io cito Udine, ma la stessa cosa vale a Trieste, citando soltanto alcuni, sotto lo stesso tetto, all'interno perciò dello stesso perimetro, della stessa cinta muraria, coesistono contemporaneamente, cito Udine, ma ripeto, e soltanto alcuni, e altrettanti sono a Trieste. Abbiamo ovviamente doppi direttori, doppi equip di medica, ecco, 2 reparti di oculistica, parlo soltanto di Udine, 2 di otorinolaringoscopia, 2 di ortopedia, 2 di dermatologia, 2 di chirurgia generale, 2 di neurologia, 2 di anatomia patologica, 3 di medicina, 3 di anestesia e rianimazione. Ecco, quello che noi chiediamo perciò è una rivisitazione, una rimodulazione. La salute, sui manifesti che abbiamo affisso da tutte le parti c'è uno slogan, ma è uno slogan cui noi ci chiediamo: la salute è un diritto, aiutateci a difenderlo. Via la Gorizia, via la proprietà.